Amici di Directa Sport, siamo a Porto Torres, benvenuti al Palamura. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Mauro Farris si apprestano a raccontarvi K-State GSD Porto Torres contro Amicaci Giulianova. È la sesta giornata del campionato di Serie A1 di basket in carrozzina, gara che sarà diretta dai signori Scarlassare e Figus. Noi con le squadre prossime all'ingresso sul parquet che ospiterà la sfida andiamo a darvi lettura dei quintetti iniziali dei due tecnici, partendo dai primi 5 per quello che riguarda Andrea Corsi, coach degli Amicaci di Giulianova, che parte con il numero 4 Sandrella Awad, con l'8 Galliano Marchionni, col 12 Mortesa Gariblo, col 21 Marco Stupenengo, col 23 Cristian Fares. Risponde Porto Torres con il quintetto di Giuseppe Peretti, che ha a sua disposizione il numero 7 Omid Adiajar, il 10 Mateusz Filipski, il 14 Luca Pugion, il 23 Sofian Meyawi e il 94 Dario Langiu. In panchina per Porto Torres Simula, Canu, Veloce e Falchi. Per Giulianova Mazek, Minella, Labeschi, Ion e Castellani, squadre appaiate in classifica, quota 4 punti, con Porto Torres che però dovrà recuperare una partita, lo farà l'8 di gennaio su questo parquet contro la Dinamo Lab nel derby che era valevole per la quarta giornata. Tanto direttori di gara che si apprestano ad alzare la prima palla a 2 della sfida. Il primo controllo è degli Amicaci, l'ultimo tocco di un giocatore in maglia nera, in maglia bianca. Dunque prima rimessa dal fondo per Amicaci, che nel corso di questo primo tempo attaccheranno da destra a sinistra rispetto al nostro punto di osservazione in maglia nera, in maglia prevalentemente bianca, i padroni di casa sardi. Il pallone che viene recapitato sotto canestro, là dove arrivano i primi 2 punti della partita, vengono firmati da Mortesa Gariblo. Primi 2 punti per gli Amicaci. Prova a rispondere immediatamente Porto Torres, lo fa con uno dei suoi realizzatori principi, ovvero Mateusz Filipski. Dunque botta e risposta in questo primo minuto di gioco mal contato al Palamura. 2-2, si alza la pressione difensiva di Porto Torres che complica il passaggio della linea mediana da parte degli Amicaci. Il pallone di Marchionni a Gariblo in post basso, il numero 12 si prende il tiro, contestato la difesa di Porto Torres che recupera il rimbalzo e corre dall'altra parte del campo con Adiajar. Viene contrastato dalla difesa ospite, appoggia al tabellone i primi 2 punti della sua partita. Mini parziale aperto per Porto Torres di 4-0. A varcare la metà campo sfruttando un blocco Galliano Marchionni. Arriva il primo fischio dei direttori di gara a segnalare il primo fallo della partita, commesso, se non abbiamo mal interpretato la segnalazione arbitrale, da Sofian Meyawi, uno dei nuovi arrivi in casa Porto Torres per questo campionato 2019-2020. Lui che è campione d'Italia in carica con la maglia di Santo Stefano. All'interno dell'area Marchionni, il tiro contestato da Pugioni, conclusione di Marchionni corta, più reattivo a rimbalzo Fares. In qualche maniera gli Amicaci riescono a mantenere il possesso, il taglio nel pitturato. Il tiro leggermente lungo di Gariblo, l'ultimo tocco di Giulianova nel tentativo di raccogliere l'altra carambola offensiva. 7:59 al termine del primo quarto, 4-2 per Porto Torres, rimessa eseguita dalla squadra di coach Peretti. La varca la metà campo, Filipski a muoversi sul blocco di Langiu, il ribaltamento, solo finta di tiro per Meyawi che poi prende all'interno dell'area, scarica per Adiajar. Arrivano altri 2 punti per Porto Torres. Si ferma il cronometro al Palamura, 6-2
per la formazione di casa. Dopo i primi 2 realizzati da Gary Blue sono arrivati 3 canestri in fila dall'interno dell'area per Porto Torres. Stiamo raccontando una delle 4 gare della sesta giornata del campionato di Serie 1 di basket in carrozzina, tornata di torneo che si completa con gli incroci tra Dinamo Lab e Studio 3A Millennium Basket, Santo Stefano Avis contro Santa Lucia, Cantù contro Special Sport Bergamo Montello, per una classifica che dopo le prime 5 giornate vede Santo Stefano in vetta a punteggio pieno a quota 10, 8 punti per Cantù, 6 per Santa Lucia, 4 per Amicaci Giulianova, Porto Torres e Special Sport Bergamo Montello, 2 punti per la Dinamo Lab e 0 per il fanalino di coda Studio 3A Millennium Basket. Già ricordato che Porto Torres e Dinamo Lab hanno una partita in meno, squadre che rientrano dal time out chiamato da Corsi, che ha voluto schiarire le idee dei suoi dopo un inizio un po' complicato, anche se la gara è ancora giovanissima. Buona riuscita dal time out degli Amicaci, che trovano 2 punti da sotto con Stupenengo, dimezzando così il ritardo a varcare la linea mediana. Mejawi che osserva il piazzamento dei compagni, pensa solo per un attimo alla tripla, poi Filipski a prendersi la conclusione da fuori sul doppio blocco portato, gli dà Pugioni e Langiu, conclusione leggermente lunga, nessuno riesce a raccogliere il rimbalzo. La rimessa per gli Amicaci, controllo un po' problematico per Fares, che viene disturbato da Adiasar in maniera regolare. L'ultimo tocco è di un uomo in maglia nera. Dunque nuovo possesso offensivo per Porto Torres, gara questa importantissima nella lotta per la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia, a cui accederanno le prime 4 al termine del girone d'andata. Filipski con l'ostacolo della difesa di Giulianova, nella fattispecie è stata Awada a contestare il tiro al giocatore polacco. Secondo errore consecutivo per il numero 10, giocatore al secondo anno con la maglia di Porto Torres, lui che tra le altre squadre ha giocato anche in Turchia con il Galatasaray. Giulianova che ha rimesso il pallone in gioco con Fares, l'anticipo pulito di Adiasar che poi vola sotto canestro a completare con 2 punti il buon anticipo, realizzare i punti numero 5 e 6 della sua partita. 3/4 del fatturato offensivo di Porto Torres arrivano dal giocatore con la maglia numero 7, arriva anche immediatamente successivo ai 2 punti di Adiasar il fallo di Luca Pugioni, secondo fallo di squadra per Porto Torres, primo nella partita per il capitano della squadra turritana. La rimessa affidata a Galliano Marchionni, e poi va a bloccare per favorire la manovra di Giulianova con Fares, poi il servizio per Stupenengo, si va sotto canestro dal numero 3, arriva in qualche modo il disturbo di Filipski. Fares chiede un fallo, non sono dello stesso avviso i 2 direttori di gara, che sono Scarlassari e Figus, sullo sviluppo. Il tiro del giocatore ospite è andato a colpire la struttura dietro il tabellone, motivo per cui il possesso torna a Porto Torres. Come al solito l'attacco della squadra di casa è orchestrato da Mejawi, che si prende la tripla frontale, palla che carambola sul secondo ferro, poi si impenna facendo la medesima fine rispetto a quella scagliata dal giocatore avversario nell'altra metà campo pochi secondi fa. 6 minuti e altrettanti secondi al termine del primo quarto, Porto Torres avanti con il punteggio di 8/4 per il prezioso lavoro di Awad, che blocca per tutti i suoi compagni. Arriva il fischio contro l'attacco di Giulianova, palla persa di Christian Fares. Ancora Porto Torres con la palla in mano, sfera rimessa in gioco da Mejawi, bisogna bloccare per favorire la ricezione di Filipski, poi Mejawi ancora dal suo numero 10 che lavora sull'ostacolo portato da Pugioni. Bello il triangolo chiuso tra Mejawi e Luca Pugioni, arrivano i primi 2
del capitano. Porto Torres che prova a scappare in questa fase centrale del primo quarto. Stupenengo, disturbato da Filipski, cerca di infilarsi centralmente tra le maglie difensive di Porto Torres. Qui si va da Marchionni dalla media, pensa per un attimo al tiro, poi va nel pitturato per il bel taglio dal lato debole da parte di Cristian Fares, che trova 2 punti. Finora nessuna tripla a bersaglio per nessuna delle due squadre. Mejawi da Filipski, ancora il lavoro oscuro di Pugioni. Mejawi pensa per un attimo a replicare la giocata precedente, poi trova lo spazio per un tiro libero in movimento che ha il pregio di valere doppio. 12-6 per Porto Torres, con Giulianova che qua ha il problema di superare la metà campo, lo fa all'ultimo secondo regalando però palla a Filipski. Allora Mejawi prova a mettersi in proprio, addirittura triplicato. Pugioni va da Adiasar. Fischio contro l'attacco della K-State, arriva la palla persa da una parte, palla persa dall'altra. Punteggio che rimane ovviamente intatto a 4:27 dal termine del primo quarto qui al Palamura di Porto Torres. Fares con la sterzata fa fuori Filipski, poi la bella palla per la corrente Gary Blu, poi il ribaltamento per Marchionni, il taglio di Fares, la palla nel pitturato per altri 2 punti per gli amicacci firmati da Gary Blu. 12-8 Adiasar da Mejawi, palla un po' arretrata per Filipski e riesce comunque a controllarla rendendola al suo numero 23. Si scambiano ripetutamente palla i 2 giocatori di Porto Torres, poi arriva il taglio, la palla recuperata da Fares, la prova a involarsi in contropiede Giulianova. Arriva il rimorchio di Fares e trova modo di servire fuori dalla linea del tiro dei 3 punti il numero 21 Stupenengo, che ribalta per Marchionni, alla di ritorno per ancora Stupenengo, che trova il fondo della retina. Giulianova che torna sotto sul -2, 12-10. Mejawi da Filipski, però Pugioni a favorirne la ricezione. Mejawi ancora dalla linea del tiro libero, il tiro stavolta fa un giro sul ferro e poi esce. Poi qua buono il blocco da parte di Fares, poi il pallone ancora una volta per il tiro dal pitturato di Gary Blu. Si ritrova ancora anche con un po' di fortuna la palla tra le mani, poi Marchionni, la stoppata da dietro Mejawi, allora si va da Stupenengo, costretto ad alzare la parabola, tiro forse anche sporcato da Filipski. Allora per 2 punti facili probabilmente Porto Torres. Non siamo cattivi profeti, perché Filipski da sotto non sbaglia l'appoggio che restituisce a Porto Torres 4 lunghezze di vantaggio. Ora non rientra benissimo la difesa sarda. Stupenengo sotto per il taglio di Gary Blu, 3 tentativi consecutivi, altro rimbalzo in attacco per Giulianova. Alla fine arrivano i 2 punti firmati da Cristian Fares, con un po' pigra la difesa di Porto Torres, che ha concesso 4 conclusioni nello stesso attacco agli amicacci di Giulianova. Filipski da Mejawi, taglia sulla linea di fondo Pugioni, si sceglie Adiasar, tiro dalla media, dal mezzo angolo, sempre un po' complicato, trova comunque il fondo della retina da parte Marchionni. Il recupero perfezionato da Mejawi e poi si invola nella metà campo offensiva, subisce il fallo da parte di Cristian Fares. Dovrebbe essere il primo
anche per il numero 23 degli Amicaci. Quando c'è un cambio, si prepara un cambio in casa Giulianova, esce Galliano Marchionni, entra il numero 3 Andrzej Macek, che debutta così nella partita, il giocatore polacco, classe 1992. Ultimo minuto e 12 secondi nel corso del primo quarto, messa dal fondo per Porto Torres, si va fuori dalla linea del tiro dei 3 punti da Filipski, poi Mejawi da Adiasar, sbilanciato in maniera fallosa da Fares, va a millimetri dal gioco da 3 punti, si procaccia comunque i due liberi, secondo fallo di Fares, il secondo di squadra per la formazione quest'oggi in maglia nera. Viaggio in lunetta per Adiasar che sbaglia il primo libero. Zero su 2 per Adiasar, dunque a posteriori fallo tra virgolette ben speso quello di Fares. Primo pallone giocato da Macek, arriva il fallo di Filipski nel tentativo di fermare la transizione offensiva della squadra di Accorsi. Anche primo fallo per Mateusz Filipski, messa da fondo per gli Amicaci, fallo arrivato non in azione di tiro. Allora Macek si libera un quarto di campo per Beginskis, non si serve il numero 6, recupera la palla a Porto Torres. Mejawi si protegge sapientemente dal rientro difensivo di Giulianova, sbaglia il primo tentativo, non il secondo. 2 punti per Mejawi. Porto Torres di nuovo a eguagliare il massimo vantaggio sul +6. Fares, uno degli ultimi attacchi di questi primi 10 minuti di gara, Pugioni vicino al recupero palla, poi commette fallo su Fares, secondo fallo per Luca Pugioni. Parziali problemi di falli per il capitano di Porto Torres, così come per Fares dall'altra parte, entrambi costretti a spendere 2 falli nel corso del primo quarto. 6 secondi alla sirena che chiuderà i primi 10 minuti di gara. Il tiro dalla media sbagliato di Beginskis, l'ultima giocata dei primi 10 minuti che vanno in archivio, con Porto Torres avanti con il punteggio di 18-12 contro gli Amicaci di Giulianova. Ci fermiamo anche noi. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Di nuovo live dal Palamura, Porto Torres avanti contro Giulianova, 18-12 il parziale con cui sono andati in archivio i primi 10 minuti di partita. Porto Torres che in chiusura del primo quarto ha eguagliato il massimo vantaggio sul +6. Mejawi che pensa al tiro, casca sulla finta Fares, costretto a commettere il terzo fallo, quello che dovrebbe essere il terzo fallo della sua partita, dunque si aggrava la situazione in termini di penalità per il numero 23, da prendere con il beneficio del dubbio quanto appena detto.
un po' distante la nostra postazione rispetto al tavolo. Comunque la certezza è rappresentata dal primo fallo nel quarto per gli amici di Giulianova. Mejawi, la tripla del 23, va sul ferro. Carambola catturata da Stupenengo. Giulianova che passa la metà campo, di fatto regalandola a Langiu, e si ritrova quasi senza volerlo la palla fra le mani. Allora attacca ancora Porto Torres con Mejawi, si libera un quarto di campo per il 23, subito parzialmente occupato dal blocco di Filipski. Lo scarico sulla linea del tiro libero per Luca Puggioni, tiro lungo, poi serie di tocchi a rimbalzo, alla fine mette ordine Puggioni, poi Filipski dal mezzo angolo, finta il tiro un paio di volte, nuova possibilità per Puggioni, anche un po' battezzato dalla difesa, questa volta sceglie lo scarico per il taglio di Adiajar, che non trova stavolta il fondo della retina, lui che è il miglior realizzatore di Porto Torres a quota 8. Adesso Stupenengo, pallone per Diari Blu, prende la mira, realizza il punti numero 13 e 14 degli amici, di nuovo sotto di 4. Mejawi, Filipski sul blocco di Puggioni, la tripla di Filipski che non va a bersaglio, nuovo rimbalzo per la formazione ospite. Filipski qui con l'ostacolo regolare contro Labeschi. Allora Gari Blu da Stupenengo, blocco del 12, si sceglie nell'angolo di campo Macek, dal pitturato ostacolato da Filipski, del tiro complicato di Labeschi, rimbalzo offensivo per Giulianova. Macek a infilarsi tra Mejawi e Puggioni, arriva il fischio arbitrale che va a penalizzare probabilmente Mejawi. Tanto un paio di cambi per Porto Torres, andremo anche noi a capire meglio quella che è stata la decisione arbitrale. Possesso per Giulianova, dunque dovrebbe essere stato di Mejawi, non il fallo, o comunque l'irregolarità. Il tabellone racconta ancora di 0 falli nel quarto per Porto Torres, 7,50 all'intervallo lungo. State avanti di 4 lunghezze a Filipski a difendere forte, bella palla schiacciata a terra per il canestro di Macek. Mejawi, Filipski giocano a 2, molto bene qui il 23 e il 10, stavolta non ci sono dubbi, il fallo è sicuramente di Macek. Si riparte dalla rimessa al fondo per i padroni di casa, affidata a Mejawi. Fuori da Filipski, palla di ritorno per il 23 che cerca ancora Filipski, non si capiscono il 23 e il 10. Palla persa per Porto Torres che deve ancora trovare i primi punti del secondo quarto. 4-0 in questi primi 3 minuti scarsi per gli amici. Qua Mazza che prova il miracolo, non riesce a mantenere il pallone in campo, ostacolato in maniera regolare da Omid Adiazar. Messa al fondo per Porto Torres. Buono fin qui l'impatto di Macek, uscito dalla panchina. 2 punti, ma anche un paio di piccole cose rilevanti per il numero 3 degli amici, Mejawi. Pallone per Filipski che trova il fondo della retina dopo aver pensato di ribaltare nuovamente il gioco cercando Mejawi. Alla fine Filipski si mette in proprio
realizza i primi 2 punti nel secondo quarto per K-State. Matzek al post basso, la finta di Gary Blow che segna e subisce il fallo. Sarà il libero supplementare per uno dei giocatori più esperti a disposizione di Accorsi, classe 1979. 40 anni non sentirli per Mortesa. Gary Blow può riportare i suoi sul -1. Tentativo che gioca con Ferro e Tabellone, punteggio che rimane sul 20-18. Avvio veemente il secondo quarto per gli amicaci. Meyawi però con un pensierino alla tripla che non diventa cosa concreta. Poi Filipski con l'on-two. Si è scaldata la mano di Mateusz Filipski. (5:55) all'intervallo lungo. Passare la metà campo sfruttando il blocco dei compagni Gary Blow, che poi lascia lì il cioccolatino scartato a dovere da Galliano Marchionni. Sblocca il proprio bottino personale. Giulianova sempre lì per riagganciare Porto Torres, ma sempre sotto, anche se di poco. Meyawi sotto canestro per la posizione di Phillips, che chiede un fallo. I direttori di gara che non sono del medesimo avviso fischiano qualche secondo dopo per l'irregolarità di Bruno Falchi. Si ferma la partita al Palamura, 22-20 per Porto Torres, 5-26 all'intervallo lungo. Piccola pausa anche per noi. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Dai 65 anni in poi la vaccinazione contro l'influenza è gratuita. Chiedi al tuo medico. Visita il sito vaccinarsiinsardegna.org. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Squadre di nuovo in campo al Palamura, 22-20 per la squadra di casa. Cacci con l'attacco per riequilibrare il punteggio. Buona riuscita dal time out ancora una volta della squadra di Accorsi, anche se qui non si trova l'abbrivio per il tiro veloce. Allora si torna a un attacco più ragionato. Il risultato è comunque positivo perché Beginskis trova la parità che di fatto mancava dal 2 pari. Meyawi da Filipski, arriva il fischio contro la difesa, arrivato prima del tiro del giocatore polacco. Fallo di Labecki, il primo della partita per il numero 16 di Giulianova nel duello tutto polacco con Filipski. Ci sono 2 liberi per Mateusz Filipski. Due su 2 per il numero 10. Spazio per Matzek, che trova l'appoggio facile da sotto. Nuova parità tra Amicaci e K-State. Meyawi in punta,
da Filipski sul blocco di Pugioni che poi rolla bene verso il canestro, l'appoggio esce lungo. E allora Marchionni a servire Stupanengo, metro dentro l'area a ricevere Beginskis, il pallone sotto per Labeschi, essere intrattenuto un po' troppo nel pitturato, palla persa per gli Amicaci. Passare alla metà campo Mediawi, servito da Adiasar, si butta dentro il 7, Mediawi lo cerca e lo trova, ottimo gioco a 2, va in doppia cifra anche Adiasar, così come Filipski, ancora nessun giocatore di Giulianova in doppia cifra per punti segnati. Beginskis cerca con lo sguardo un compagno da servire, non trova Stupanengo, premia Galliano Marchionni. Altro giocatore esperto, prossimo ai 38 anni, che compirà il 26 dicembre, tanto Mediawi a sfruttare autostrada aperta dal blocco di Adiasar. Beginskis, si muove Stupanengo, arriva il rimorchio, Masek, pasticciano i due giocatori di Giulianova. Masek è andato a riempire lo spazio precedentemente preso dal compagno. Sciupa la chance del nuovo pareggio per gli Amicaci. Dietro schiena Mediawi per Filipski, il piazzato di Mateusz Filipski. Esplodere l'entusiasmo dei presenti al Palamura. Nuovo mini parziale per Porto Torres, che ritrova due possessi di vantaggio. Beginskis sul blocco di Mazek, poi Marchionni ancora per il 3, palla un po' arretrata, il contatto con Mediawi è regolare. Marchionni per il long 2 di Beginskis che non trova il bersaglio grosso. Allora Porto Torres con Mediawi servito da Filipski. Arriva ora anche Pugioni, 4 contro 4 che diventa ora 5 contro 5 nella metà campo offensiva di Porto Torres. Mediawi che serve Filipski, poi blocca per favorirne il tiro. Ci ha preso gusto Mateusz Filipski e sono 15. Mazek, Mediawi prova a rubare, ci riesce, grande giocata difensiva di Mediawi che beffa Mazek, poi abbassa i ritmi dell'attacco di Porto Torres. Il blocco di Simula, il pallone per Filipski in spazio Angusti, grande palla di Mediawi e gran canestro di Mateusz Filipski. Si allunga il parziale per Porto Torres, 17 punti per Filipski, 9 di vantaggio per Porto Torres, 35-26, 1:45 all'intervallo lungo. Piccola pausa anche per noi. 105 secondi a separare K-State Porto Torres ed Eco Group Amicaci Giulianova dall'intervallo lungo qui al Palamura Teatro di questo match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie 1 di basket in carrozzina. Stavolta l'uscita della squadra ospite dal timeout non è granché. Porto Torres recupera un altro pallone con Filipski a sfruttare l'abituale blocco di Pugioni, tornare in punta da Mediawi, continuano a giocare prolungatamente a due le due stelle della squadra di casa. Adiasar a premiare il taglio sotto canestro di Pugioni, che dimenticato dalla difesa non riesce però a trovare due punti che avrebbero dato la prima doppia cifra di vantaggio alla squadra di casa. Dall'altra parte Beginskis si ritaglia lo spazio per il tiro dalla linea di fondo, trova solo il ferro a negargli punti 27-28 di Giulianova. Mediawi forse con troppa fretta, una palla troppo lunga per Adiasar, palla persa per i sardi. Mazek, difesa allungata per Porto Torres, viene fuori bene dalla pressione la squadra di Accorsi. Arriva il pallone per Marchionni, un'occhiata al canestro, poi prova a sfruttare il blocco di Stupanengo, si prende la tripla Galliano Marchionni
non trova il bersaglio grosso, poi termina a terra Adiasar. 36 secondi e 3 decimi all'intervallo. 4 falli di squadra per Giulianova, solo 2 per Porto Torres, che dunque non rischia di mandare in lunetta gli ospiti in caso di penalità. Rimessa al lato con Meyawi che dialoga con il vicino Adiasar. Si prende la tripla Meyawi sul blocco di Phillips, che gli aveva aperto lo spazio per la conclusione pesante. D'altra parte Macek a far fuori Adiasar per sbagliare l'appoggio. Ultimo possesso del quarto per Porto Torres. Filipski sfruttare tutta la potenza delle sue braccia, poi il fallo della difesa. Due liberi per Porto Torres, 2 liberi per Dario Langiu. Sei secondi e 4 all'intervallo, dunque nelle mani di Langiu la possibilità per Porto Torres di andare in doppia cifra di vantaggio. Sbaglia il primo Langiu, sbaglia anche il secondo. Adiasar reattivo a rimbalzo, poggia al tabellone gli ultimi 2 punti del primo tempo. Suona la sirena al Palamura, primi 20 minuti di partita che fanno in archivio con Porto Torres avanti 37-26. Il vantaggio contro il Deco Group Amicaci Giulianova. Noi ci prendiamo una pausa pubblicitaria, ci risentiamo fra circa 15 minuti per il secondo tempo della sfida dal Palamura di Porto Torres. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Amici di Directa Sport, di nuovo live dal Palamura di Porto Torres. Sta per iniziare il terzo quarto della sfida tra K-State GSD Porto Torres e Deco Group Amicaci Giulianova, sesta giornata del campionato di Serie 1 di basket in carrozzina. Prima metà di gara andata in archivio con i padroni di casa avanti con il punteggio di 37-26. Porto Torres quasi sempre in controllo della sfida, se si fa eccezione per la parte iniziale del secondo quarto, in cui Giulianova era riuscita anche a pareggiare. Poi entrambi i parziali sono stati vinti da Porto Torres, 18-12 nel primo quarto, 19-14 nel secondo. Primo attacco della ripresa per Porto Torres, tiro fuori misura di Omid Adiasar, uno dei 2 giocatori di Porto Torres in doppia cifra. 12 i suoi punti, 17 quelli del miglior realizzatore della partita, Mateusz Filipski. Per andare via il primo minuto del terzo quarto, Giulianova con problemi nel passare la linea mediana, alla fine viene in soccorso di un compagno, Beginskis. Il pallone su, un quarto di campo per Stupenengo, all'indietro Marchionni, poi Mazzek, tiro disturbato da Pugioni. Buon lavoro difensivo qui del numero 14 di Porto Torres. Dall'altra parte Meyawi, fallo in attacco di Adiasar che blocca in maniera irregolare Andrzej Macek. Fischio contro il numero 7, primo fallo nella partita per Omid Adiasar. Si riprende Macek, sarà proprio lui
a rimettere il pallone in gioco. 8:56 alla fine della terza frazione di gioco. Il parziale è quello con cui le due squadre sono andate negli spogliatoi, non sono ancora arrivati punti nella seconda metà di gara. Però rimane a terra Langiu, Giulianova attacca in superiorità numerica, la finta di Beginskis, Filipski sta con lui, poi si va da Gariblo che trova i primi 2 punti della ripresa per i suoi proprio sul suono della sirena dei 24 secondi. Dunque Giulianova torna sotto in singola cifra. Mejawi, Filipski a giocare sul blocco di Pugioni, prendere il piazzato, un cecchino Mateusz Filipski, 19 punti per lui. Marchionni, anzi Beranskis, alla persa da Giulianova. Mejawi appoggia il tabellone. Mini parziale per Porto Torres a correggere l'errore nel commesso precedentemente. Giocatore numero 6 di Giulianova, chiaramente Raimunds Beginskis. Ci scusiamo del precedente errore. 41-28 per Porto Torres, 7-42 al termine del terzo quarto di gioco. Matzek da Beginskis, poi Gariblo, Filipski preso in mezzo. Alla fine Gariblo fa tutto da solo e fa bene. Mejawi, un'occhiata al movimento di Adiasar. Ora Mejawi sale, Adiasar per bloccare per il campione d'Italia in carica con la maglia di Santo Stefano. Poi il gioco a 2 che si chiude con la palla di ritorno per Adiasar che aumenta il proprio bottino offensivo. 4 giocatori di Porto Torres finora a segno, 6 per Giulianova. Marchionni capisce tutto, Filipski sporca la linea di passaggio, poi Pugioni con la presa difettosa. Allora contro recupero per Giulianova, non si fa pregare Mortesa Gariblo, tiene a galla la squadra di Accorsi, ora sotto di 11. Adiasar, tutto troppo facile per il numero 7 a sfruttare il 3 contro 2. Matzek, per una volta difesa allungata per Porto Torres. Stupenengo fuori dall'arco contro Langiu. Marchionni con il ribaltamento complicato per Gariblo, buon lavoro in difesa per Adiasar che recupera palla, varca in solitario la linea mediana, poi scarica per Mejawi, vicino a sé Filipski, Pugioni a bloccare per il proprio numero 23. Il ribaltamento per Adiasar, lavora per lui Langiu. Adiasar gioca con l'amico tabellone. Porto Torres scappa sul più 15, 47-32, a 5-43 dal termine del terzo quarto. Si ferma la partita e ci fermiamo anche noi. 5:43 al termine del terzo quarto al Palamura di Porto Torres, padroni di casa avanti per 47-32 contro il Deco Gruppo Amicaci Giulianova. Altro strappo dunque per Porto Torres in avvio di terzo quarto. Gara quantomeno indirizzata, anche se ci sono ancora 15 minuti di pallacanestro da giocare sul parquet turritano. Giulianova esce bene anche da questo time out, come spesso gli è accaduto nel corso di questa partita. 2 punti di Galliano Marchionni a ridare un po' di speranza alla squadra ospite. Mejawi a pilotare l'attacco dei suoi. Filipski, grande roll ancora di Pugioni, che stavolta ultima il lavoro oscuro con quello che va a referto, ovvero i 2 punti. C'è la quota 4 il numero 14. Giocata simile a quella provata da Porto Torres
nel corso della prima frazione, che aveva visto l'errore al momento del tiro da parte di Pugioni, che questa circostanza si è rifatto. Tanto Adiasar a recuperare palla, Mejawi dall'altra parte, spazio per il numero 23 che cerca la linea di passaggio per Filipski, ancora il lavoro di Luca Pugioni a propiziare altri 2 punti per il numero 10 polacco. Il massimo vantaggio che si aggiorna sul più 17. Marchionni, difesa allungata di Porto Torres, stavolta Giulianova non fa fatica a superare la metà campo, poi la palla per Gary Blue è imprecisa, nuovo recupero per la squadra di Peretti. Adiasar a slalomeggiare in mezzo ai difensori di Giulianova, gran canestro di Omid Adiasar, Ventello per il numero 7. Ventello scarso di vantaggio per Porto Torres. Stavolta Adiasar esce troppo forte, Fares lo salta e regala l'assist a Stupanengo. 53 a 36, 3 e 30. Filipski rischia il pasticcio, serve Mejawi, quindi il tiro dall'altezza della linea del tiro libero. Conclusione che trova solo il ferro, dall'altra parte Marchionni, fallo di Adiasar. In questo possesso la possibilità di superarlo come miglior realizzatore della sfida. Mejawi, c'è il taglio di Canu, pallone per Adiasar, il cui canestro era arrivato a gioco fermo. Rimane dunque sul 53-38 il parziale a 2 minuti e 30 secondi dalla fine del terzo quarto. Stupanengo, Marchionni blocca Awad, per lui Stupanengo sotto da Gary Blue contro la difesa di Adiasar. Gran lavoro in ambedue le metà a campo per il numero 7. Fa il blocco di Canu a favorire l'avanzata di Mejawi, bella palla per Omid Adiasar che sale ancora nel fatturato personale, ma ciò che più conta per Porto Torres è la distanza fra le due contendenti, che torna nell'ordine delle 17 lunghezze. Stiamo entrando nella fase finale di questo terzo quarto. Stupanengo, ancora la difesa di Adiasar che sta con lui, arriva a rimorchio Gary Blue che segna e subisce il fallo. Sussulto d'orgoglio per Giulianova. Dall'altra parte del campo è rimasto a terra un giocatore di Porto Torres. Si trattava di Dario Langiu, nessun problema per il numero 94. Tiro libero supplementare per Gary Blue che fa corto. Rimbalzo catturato da Porto Torres, passa alla metà campo con Mejawi, bella palla per Adiasar all'interno del pitturato, non c'è il fallo che sarebbe stato gradito dal numero 7. Canu più reattivo nel raccogliere la carambola, poi andare a bloccare per lo stesso Adiasar. Attacco stavolta un po' così per Porto Torres, infrazione di campo di Mejawi. Arriva quello che probabilmente è il peggior attacco della partita per Porto Torres. Un po' di pasticci e alla fine il risultato è la palla persa. Marchionni da Labezki, palla ancora per il numero 8 suo, uno dei più bei canestri della partita per Giulianova. Awad, Adiasar a metterle pressione, andare a centimetri dalla palla recuperata che arriva qualche secondo dopo, e altra infrazione di 24 secondi, dunque si riscatta immediatamente nella metà campo difensiva a Porto Torres. Altro gran lavoro di Omid Adiasar, grande applicazione difensiva, palla persa per Sandrella Awad. 55-40, Mejawi, due blocchi, uno di Canu e uno di Adiasar per favorire la tripla di Mejawi che va lunga. Un balzo catturato da Marchionni che poi si destreggia in palleggio
corre bene qua nel campo Giulianova con Stupenengo. Il rimbalzo in attacco, il fallo di Raimondo Canu. È arrivato il fischio arbitrale, direttori di gara che sono i signori Scarlassare e Figus. In realtà non era fallo di Canu, è arrivata la palla persa per Giulianova. Dunque l'ultimo attacco del terzo quarto per Porto Torres, discrepanza di 6 secondi tra il cronometro della gara e quello dei 24 secondi. Meyawi a ribaltare per Adiasar. Arriva il fischio arbitrale a 15 secondi e mezzo dal termine del terzo quarto. Coppia di liberi per Omid Adiasar. Realizza il primo libero. Sbaglia il secondo. L'ultimo attacco del quarto per Giulianova con Galliano Marchionni che sfrutta bene il blocco del compagno. Lo scarico per Stupenengo. 3 secondi per il 21 di Giulianova. 4 secondi per provare a segnare gli ultimi canestri del quarto. Canu per Meyawi dalla sua metà campo. Meyawi col buzzer beater, Soufiane Meyawi a mettere la ciliegina sulla torta al terzo quarto della K State. La magia di Meyawi a chiudere il terzo quarto. 59 Porto Torres, 40 Giulianova. Ci fermiamo e poi ultimi 10 minuti dal Palamura. 59 Porto Torres, 40 Giulianova. Con questo risultato iniziano gli ultimi 10 minuti della sfida del Palamura. Terzo quarto che si è chiuso con la magia di Meyawi che ha portato Porto Torres al massimo vantaggio, immediatamente aggiornato dal piazzato di Filipski. Sarà a quota 23 punti personali. Più 21 per Porto Torres che si è aggiudicata anche il terzo quarto con il parziale di 22-14. Il primo fallo dell'ultima frazione di gara per K State. Giulianova avrebbe bisogno di qualcosa di molto simile a un miracolo per rientrare in questa partita. Matzek qua gioca comunque bene a 2 con Gary Blow sulla sirena dei 24. Poi il fallo di Filipski sul tiro provato da sotto da Fares, che era stato più abile del numero 10 di casa nel catturare la carambola. E dunque 2 liberi per il 23 di Giulianova, che mette a bersaglio il primo. Stessa sorte per il secondo. Giulianova che allunga solo per un paio di secondi la propria difesa. Filipski a avanzare con pazienza. Meyawi da Adiasar, tiro che batte sul secondo ferro. Rimbalzo catturato da Marchionni che poi sfrutta il blocco di Awad. Serve Gary Blow e Giulianova passa la metà campo. Gary Blow qua, bel lavoro di Matzek che gli apre il varco per il tiro. Altri 2 per il miglior realizzatore degli amicaci, a quota 18 Mortesa Gary Blow. Meyawi a pilotare Langiu sull'altro quarto di campo, a liberarlo per Adiasar, per scambiare con Filipski. Sale Adiasar
Passa sul blocco Mejawi, Matzek sta bene con lui, allora si complica l'attacco di Porto Torres. Mejawi prova un altro miracolo e trova un altro miracolo, inarrestabile Soufiane Mejawi. Se non è complicato non gli piace. Altri 3 di pregevole fattura per Mejawi. Matzek, Marchionni all'interno del pitturato, lavora bene con lui in difesa. Bruno Falchio sta colando nel tiro. Mejawi con la palla lunga per Filipski, 2 triple da lontanissimo. Poi ora anche un po' di accademia per Porto Torres con Filipski che prova a regalare 2 punti a Bruno Falchi. Cattura il rimbalzo sul tiro del numero 43, subisce il fallo di Gary Blow. Filipski ha parzialmente rovinato il capolavoro di Mejawi e dopo le 2 triple impossibili ha trovato il grande assist. Filipski forse ha difettato un po' in concentrazione. Sta di fatto che Porto Torres si è comunque ritrovata la possibilità di mandare altri 2 punti a referto proprio con il numero 10. 66-44. Matzek per Giulianova, sconsigliato dalla presenza di Filipski dal provare la penetrazione, allora si va sotto da Gary Blow, trova altri 2 che valgono però solamente il meno 20. Mejawi sul blocco di Adiasar, il taglio di Bruno Falchi, troppo sotto il canestro per trovare un angolo di tiro decente. Alla fine va solo vicino ai primi 2 punti della sua partita il numero 43 di Porto Torres. 6:45 al termine, sono 20 le lunghezze di vantaggio per la KS State, che con questa vittoria fa un bel passo in avanti nella corsa alla Final Four di Coppa Italia. Lo ricordiamo, si qualificano alla manifestazione le prime 4 al termine del girone d'andata. Porto Torres che occupava già quella piazza con una partita in meno, con i 2 punti che verosimilmente otterrà quest'oggi, salirà a quota 6 e con la gara contro la Dinamo Lab ancora da recuperare, mentre vi informavamo della situazione dei sardi in classifica. Arrivata un'altra tripla di Filipski, ormai non troppo distante dal trentello personale, quota 28 se i nostri conti sono corretti, punti del numero 10 polacco, classe 1988. Matzek da Gary Blow. Marchionni dalla linea della Carità, non trova i 2 punti, poi l'apertura eccellente di Filipski per Mejawi. Filipski che rimane sul fondo del campo a osservare il suo capolavoro. Bella apertura qui, 2 per Mejawi. Poi Filipski a sporcare, Mejawi a perfezionare il recupero, no look per Bruno Falchi, poi Adiasar, si diverte Porto Torres, Bruno Falchi sbaglia però la conclusione e valeva il più 27. Altra giocata sensazionale di Mejawi col no look, canestro non è valido, si rimane sul più 25 per Porto Torres. Time out al Palamura, 5:33 alla sirena finale. Ci prendiamo una piccola pausa anche noi. Tornano in campo KS State, Porto Torres, Deco Group, Amicaci Giulianova. Ultimi 5 minuti e 29 utili solo per stabilire il punteggio finale, dato che la vittoria di Porto Torres è cosa fatta, dato il divario ampio fra le 2 squadre
il poco tempo che separa le stesse dalla sirena finale qui al Palamura di Porto Torres. 71-46 il punteggio per la squadra adesso impegnata nella metà campo difensiva. Il taglio qua ottimo sotto canestro di Cristian Fares, difesa di Porto Torres che perde il contatto visivo con il numero 23. Bella giocata qui degli amicacci, provano ad addolcire la sconfitta. Falchi da Filipski, Mejawi, giro di Valzer nel 23, poi Falchi, Bruna Falchi, eccoli i primi 2 punti del numero 43, diventa il quinto giocatore di Porto Torres a bersaglio quest'oggi. Gary Blue, dare un'occhiata al piazzamento dei compagni, il rimorchio di Macek, palla un po' troppo arretrata, se preferite Macek è arrivato con velocità troppo elevata. Filipski dall'altra parte, premiato da Adiasar, eccolo il trentello di Mateusz Filipski. Stupenengo sul blocco di Gary Blue, Filipski prova a stare con lui, poi il taglio sotto canestro di Macek, un po' sfortunato anche qui nella conclusione da sotto. Poi arriva il fischio dei direttori di gara, fallo di Mejawi. Quarto fallo di squadra per Porto Torres. Liberi per Cristian Fares, che ha l'opportunità di salire in doppia cifra per punti realizzati. Fares a bersaglio, viaggio immacolato in lunetta per il numero 23 Mejawi, a spostare Falchi, poi Filipski, Mejawi pensa al tiro, poi si butta dentro, legge bene però le sue intenzioni qui Gary Blue. Qua ottima difesa del numero 12 e ottima apertura di contropiede. Adiasar sul più 25 a partita finita, recupera palla, poi è un po' sfortunato perché nell'apertura Giulianova recupera il pallone di Fares, ma Adiasar con un bel segnale. Filipski da Falchi, arriva il blocco di Langiu, Falchi solo ferro per la sua conclusione da sotto. Macek da Stupenengo, il blitz difensivo di Mejawi. Dicevamo ottimo segnale quello fornito da Adiasar precedentemente con il rientro difensivo sul più 23, stessa cosa ha fatto qui Soufiane Mejawi. Sempre un bel segnale quando i migliori attaccanti di una squadra sono anche quelli che danno l'esempio nella metà campo difensivo. Questo hanno fatto il numero 7 e il numero 23, più il primo che il secondo, a dire la verità. Comunque 75-52 a 3 minuti e 02 dalla sirena finale. Porto Torres che chiuderà il proprio girone d'andata andando sul parquet del Special Sport Bergamo Montello, mentre Giulianova ospiterà invece sul terreno di gioco amico l'ultima giornata del girone d'andata, ospitando la Dinamo Lab, squadra sassarese attualmente penultima in classifica, quota 2 punti. Tanto le squadre sono rientrate sul terreno di gioco per questi ultimi 182 secondi di partita dal Palamura di Porto Torres. Direttori di gara a consultarci, copia arbitrale composta dai signori Scarlassare e Figus, vanno a ricomporre
quanto avvenuto prima del time out. C'è anche la discussione, inizia a diventare anche piuttosto intensa con la panchina della squadra ospite. Si riparte da rimessa al lato per Giulianova, con Beginskis che rimette palla in campo, gioca a 2 con Mazek, difesa di Porto Torres qui un po' distratta, Beginskis ne approfitta. Mejawi con l'apertura lunga e precisa per Gianpietro Simula, che rende palla al suo numero 23. Il duello col pari numero Fares, pallone per Canu a far esplodere il pubblico di casa. Entra a referto anche Raimondo Canu. Gary Blow, Mazek a saltare nettamente Simula, poi il raddoppio di Mejawi, ancora bene in difesa Porto Torres, recupero perfezionato da Puggioni, corre Mejawi. Il taglio di Langiu che poi va a bloccare per il proprio compagno. Fischio contro l'attacco. (2-0-4) al termine. Come già detto, da stabilire solo il punteggio finale. Porto Torres che vola a quota 6 punti in classifica. 3 vinte e 2 perse in questo avvio di stagione per i sardi. Gary Blow servito da Beginskis, altra occasione in cui Giulianova non trova il fondo della rettina. Allora Mejawi, arriva il rimorchio di Canu. Mejawi anche a giocare un po' col cronometro, mancano 90 secondi al termine. Il ribaltamento di Mejawi, il piazzato di Simula, solo ferro per la sua conclusione. Gary Blow con uno degli ultimi attacchi per la formazione ospite. Difficilmente raggiungerà quota 60, cosa oltretutto già successa nelle ultime 2 partite disputate dalla squadra di Accorsi, che ne ha segnato 53 sia in trasferta contro Bergamo che in casa contro Cantù, entrambe le partite perse. Una vittoria che per Giulianova manca dalla terza giornata, quando la formazione quest'oggi in trasferta espugnò il campo del Santa Lucia. Mejawi, il taglio di Canu, capisce tutto Gary Blow, scappa in contropiede Fares, ne disturba il tiro Mejawi. Buon rientro difensivo del 23, Simula, ancora Mejawi, doppio blocco di Canu e Langiu per il 23, arriva anche Puggioni a favorire il movimento del compagno. Poi Canu, tiro sbagliato, 17 secondi al termine, l'appoggio di Mazek, punti 57 e 58 nella partita per Giulianova. Ultimo attacco per Porto Torres. Vediamo se la squadra di casa sceglierà di tirare o rispetterà la regola non scritta. Dilemma risolto perché Porto Torres chiude con una palla persa. Ultimo tiro per Mazek che subisce il fallo di Simula e chiuderà la partita con 2 liberi che consentiranno a Giulianova di smentirci, perché poc'anzi avevamo detto che difficilmente sarebbe arrivata a quota 60 la squadra ospite. Un po' di complicità di Porto Torres, Giulianova con Mazek a sbagliare il primo libero. Dunque Giulianova alla terza sconfitta consecutiva e alla terza gara consecutiva senza punti, e che arriva in qualche modo da tanto agoniata a quota 60 con il rimbalzo in attacco catturato da Gary Blow, che segna subendo il fallo
sbaglia il libero supplementare. Mejawi prova a replicare il buzzer beater precedente, è finita al Palamura di Porto Torres. Vince la K-State GSD contro il Deco Gruppo Amicaci di Giulianova, 77-60 il punteggio finale dal Palasport Turritano. Dunque Porto Torres che sale a quota 6 punti, rimane a quota 4 Giulianova. Io ringrazio Mauro Farris per le preziose immagini che ci hanno raccontato questa sfida. Vi ricordo per l'ultima volta il punteggio finale dal Palamura di Porto Torres: K-State 77, Deco Group Amicaci Giulianova 60. Un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.